Adesso parleremo invece di un altro argomento particolarmente forse anche più identitario, più vero, che riguarda la miticoltura, le cozze tarantine. Il governo ha riconosciuto lo stato di calamità naturale per il settore, un risultato raggiunto anche e soprattutto grazie all'interlocuzione e all'impegno di Confapi Taranto, e proprio di questo parliamo con il suo presidente Fabio Greco, che è in collegamento con noi. Buongiorno Greco. Sì, buongiorno a tutti. Presidente, un risultato che ha due, se vogliamo, risvolti. Da un lato allevia un po' la sofferenza e la difficoltà in cui vivono centinaia di famiglie di Taranto, dall'altro premia i vostri sforzi. Allora, intanto volevo chiarire un punto importante, che è quello che comunque noi un paio di mesi fa abbiamo avuto mandato da una quindicina di cooperative, abbiamo fatto una riunione e hanno dato mandato a Confapi per cercare di risolvere alcuni problemi, tra cui anche calamità naturali. E devo dire che a onor del vero al Comune avevano già fatto tutta la pratica tempo fa, e anche alla Regione, insieme alle varie interlocuzioni fatte, le pratiche erano a Roma. Quindi dopo di verificato il tutto che era stato fatto, la strada era stata percorsa dagli enti, noi abbiamo mandato tutto quanto a Roma attraverso Confapi Nazionale, che 15 giorni fa ci ha interpellato. Siamo saliti su a Roma al Ministro parlando di Taranto in generale, e abbiamo avuto l'opportunità di parlare col Vice Ministro anche del problema degli agricoltori, che chiaramente si è approfondito molto di più grazie al nostro accordo con la facoltà, università, perché anche in quel settore per non ricadere sempre negli stessi problemi abbiamo bisogno di diversificare, cioè la parola d'ordine a Taranto è diversificare anche nelle cozze. Presidente, di portare avanti un discorso anche importante sul discorso ostriche. Quindi tutto questo poi è arrivato con il decreto legge, ma questa dichiarazione di stato di calamità porta ad attivare poi le varie conseguenze, quindi i fondi straordinari. Ecco, proprio in questo volevo farle questa domanda. Tradotto in soldoni, parliamo di contributi economici alle famiglie e alle cooperative, immagino. Sì, anche se purtroppo alcune di queste non ci sono più o si sono dovute reinventare, quindi è un discorso che dobbiamo approfondire, e in settimana ho chiesto insieme al centro studi, insieme alla facoltà, una riunione presso la nostra sede per determinare poi i vari passaggi da poter approfondire, perché non è questo la risoluzione del problema. Ripeto, La risoluzione è creare una rete di impresa, cosa che noi stiamo già sul tavolo proponendo, nella quale poi andare, anche grazie alla dichiarazione di stato di calamità naturale, la facilitazione dell'accesso a un credito agevolato. Greco, avete un'idea dei numeri a Taranto? Quante famiglie ancora si sostengono o in qualche modo lavorano sulle cozze, sulla miticoltura? Calcoliamo che ci sono da un elenco che chiaramente non è esaustivo. No, certo. Quello che noi abbiamo sono circa una cinquantina di cooperative, quindi ben venga. Le cooperative chiaramente fanno capo sempre alle famiglie, quindi è un numero importante, ma più che altro è un settore importante, quindi noi dobbiamo assolutamente arrivare al raggiungimento di due scopi, secondo me, anzi tre. La prima è la rete d'impresa, perché poi tramite il comune c'è il discorso del sequestro e quindi prendere le aree in modo definitivo. Il secondo è quindi chiaramente cercare con l'accordo di programma che abbiamo fatto con il commissario delle bonifiche, cercare di accelerare il discorso, non noi, però dare una mano ad accelerare il discorso delle bonifiche, e chiaramente portare avanti con la rete d'impresa i finanziamenti per far sì che non ci sia solo la produzione ma anche la commercializzazione, perché la nostra cozza dovrebbe essere top. Greco ha detto 3 punti, ne ha detto il primo, quali sono gli altri 2? No, ne ho detti tutti. Ok, li ha detti di fila, perfetto. Allora, un'ultima domanda però ce l'ho io, Greco. Lei prima ha detto una cosa che mi ha colpito un po'. Alcune famiglie le abbiamo perse. E quanti stanno abbandonando questo settore, identitario di Taranto, anche a causa di quest'ultima crisi?
Questo purtroppo non ho un dato, ma è una cosa che noi abbiamo chiesto già 2 mesi fa al nostro centro studi, che si sta interfacciando con tutta una serie di istituzioni per cercare di capire se effettivamente. Però non è che abbiamo perso le famiglie, abbiamo perso le società, abbiamo perso le cooperative, perché chiaramente con il discorso dell'elevata temperatura hanno avuto un calo del fatturato e quindi economicamente sono completamente a terra e quindi chiaramente hanno chiuso la cooperativa, e questa cosa non va bene, perché Taranto si ripete sempre le stesse cose, in tutti i settori abbiamo sempre le stesse problematiche. Evidentemente, come ho sempre detto, dobbiamo cercare di colmare tutti questi vuoti e creare una rete dove tutti possono lavorare e possono produrre in maniera continua e programmatica, perché questo è il problema che manca a Taranto. Naturalmente continueremo a seguire la vicenda. Intanto grazie a Fabio Greco, presidente di Confapi Taranto, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, Greco. Grazie a voi.